Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un mio nuovo video. Come tutti i lunedì pubblico dei video che riguardano il mondo delle moto. Oggi ho deciso di pubblicare questo video, nonostante sia lunedì, nonostante parleremo assolutamente di moto, ma non sarà un video di un giro in moto live, ma sarà il racconto di un giro in moto, ed in particolare vi parlo della playlist che trovate sul mio canale, dal Costo al Lago di Garda, passando per il Vezzena e per il Bondone. Questa playlist che ho preparato è una playlist composta da 5 video, i 5 video delle 5 settimane precedenti, in cui ne ho caricato uno ogni lunedì, dividendo il giro completo in vari pezzi. Considerate che è un giro da quasi 500 km, se non anche di più, considerando il trasferimento, perché ripercorrendolo in modo molto veloce sono partito da Padova, abbiamo fatto la strada del Costo, dalla strada del Costo poi siamo andati sul passo Vezzena, dal passo Vezzena abbiamo fatto il passo della Fricca, dal passo della Fricca siamo scesi a Trento, abbiamo preso la Trento Bondone, quindi siamo saliti sul Monte Bondone, e poi dal Monte Bondone siamo scesi fino al Lago di Garda e poi abbiamo percorso tutta la Gardesana occidentale. Da lì abbiamo preso poi una superstrada e siamo passati per Soave, da Soave poi siamo andati a Recoaro e da Recoaro siamo tornati per Arsiero, la Valdastico, a Padova. Questo è a grandi linee il giro. Ci sono alcune cose nei 5 video che ho pubblicato che non avete visto, quindi per esempio la partenza da Padova e tutto il percorso di ritorno. Perché? Perché i video erano già molto lunghi e non volevo rendere le cose noiose. Spero di non aver reso le cose noiose. Oggi vi racconto, così magari inserirò alcuni video poi e sicuramente qua in alto le schede dei vari video già pubblicati, ma inserirò alcuni spezzoni magari che non ci sono all'interno degli altri video per vedere la strada e per descrivervi un po' le emozioni, perché l'obiettivo di oggi è un po' questo. A volte quando guido in moto è difficile riuscire a tenere l'attenzione sulla strada, l'attenzione su quello che vedo e contemporaneamente anche l'attenzione a raccontare quello che provo e quello che vedo, le sensazioni e l'esperienza in sé. Non è per niente facile, sinceramente quando ho cominciato a preparare questi video e a pubblicarli pensavo che sarebbe stato molto più semplice, invece mi rendo conto che è molto molto difficile, quindi faccio complimenti a tutti i ragazzi e a tutti gli youtuber che fanno questo, che quindi pubblicano motovlog, perché è veramente molto 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 impegnativo. Partendo da Padova, dicevo, per comodità, essendo partito veramente molto molto presto quel giorno, ho deciso di fare l'autostrada. Quindi la classica A4, poi dalla A4 abbiamo preso l'autostrada della Valdastico e siamo usciti a Pievene Rocchette, da Pievene Rocchette poi abbiamo intrapreso la meravigliosa strada del Costo. La strada del Costo è una strada pazzesca, sono 10 tornanti incredibili, uno più bello dell'altro, al di là dei panorami pazzeschi e incredibili, perché la salita del Costo sale proprio lungo il lato della montagna che poi dà sull'altipiano di Asiago, e quindi la vista sulla valle è veramente incredibile, c'è un colpo d'occhio pazzesco, se l'avete visto nel primo video anche dal drone è veramente incredibile. È un'esperienza che consiglio a tutti i motociclisti di fare una volta, almeno per chi è veneto è conosciutissima perché tutti parlano della strada del Costo, è una strada anche molto molto pericolosa, sulla quale purtroppo ahimè hanno perso la vita tantissimi motociclisti, proprio perché induce moltissimo a correre, è molto facile rischiare ed è molto facile farsi male. È comunque una strada aperta dal traffico come tutte, e quindi ovviamente bisogna sempre percorrerla con la giusta moderazione. La strada tra l'altro è collegata a un sacco di miei ricordi di infanzia. Io ho fatto tantissimi anni sull'altipiano di Asiago a sciare e ho fatto tantissime vacanze lì, quindi è veramente molto molto legata ai miei ricordi. Credo che lo sia in realtà un po' per tutti i veneti di questa zona, quindi Padova-Vicenza, perché è uno dei primari accessi alle vie di montagna, l'altra è salendo da Bassano per poi Fiera di Primiero e via discorrendo, e sono le principali, diciamo, per arrivare velocemente in alta montagna, quindi a più di 1000 metri, le opzioni non sono così tante, anche se poi si aprono tutte le Dolomiti, le Alpi, quindi c'è tantissimo da girare, e quindi è veramente molto bella, assolutamente consigliata. L'abbiamo percorsa nel video molto presto la mattina, era l'alba, quindi non mi ricordo se erano le 6 o via discorrendo, giù di lì, insomma. Da lì poi si sale e si prende
per fare questo giro l'incredibile e meraviglioso Passo Vezzena. Io lo adoro, è una strada anche questa legata moltissimo ai miei ricordi, è bellissima, è una strada molto 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 veloce, non ci sono tornanti se non nella parte iniziale e nella parte successiva, quindi non dalla salita da Asiago ma dal lato diciamo di Trento, della zona di Trento, ed è veramente incredibile. La salita da Asiago è un pezzo di strada veramente velocissimo, molto bello e molto molto divertente. Non è particolarmente trafficato, soprattutto nei periodi in cui ho girato il video, ed è veramente molto molto bello. Anche quello io lo consiglio a tutti assolutamente perché è incredibile da percorrere. È anche molto famoso, ha un solo enorme difetto, che è molto freddo perché la quasi totalità della strada è sempre in ombra, quindi nei periodi più freddi, quindi autunno, assolutamente inverno, ma poi anche in primavera, è molto facile che la strada sia ghiacciata, è molto facile che la strada sia umida e quindi può essere pericoloso se non lo si conosce. Però il ritmo che hanno le curve sembra veramente scritto da un musicista, perché ti permette di ballare, danzare fino alla salita sul passo in modo veramente fenomenale. Da lì poi l'altra strada incredibile che abbiamo percorso è la Fricca. La Fricca è anche questa una strada pazzesca che permette di collegare direttamente Asiago a Trento. Era una delle vie uniche una volta che c'erano per andare a Trento, oltre alle classiche vie basse, quindi quelle dell'autostrada prendendola per intenderci dal lato di Verona, oppure l'alternativa, vabbè, chiaro, è fare la Valsugana e salire dall'altro lato, però molto molto lunga anche se è tutta autostrada. Sicuramente la Fricca taglia tantissimo, è molto corta, quindi permette di arrivare velocemente dall'altra parte, però è una strada comunque molto tortuosa. Fino a qualche anno fa, credo una decina, era veramente molto difficile, spesso veniva chiusa durante il periodo invernale perché c'erano un sacco di gallerie scavate e non era facilissima da percorrere, l'asfalto non era eccezionale. Negli ultimi anni l'hanno allargata, l'hanno migliorata, hanno fatto delle altre gallerie e l'hanno resa una strada facile, percorribile e assolutamente godibile. Anche quella io la consiglio perché ha dei panorami veramente mozzafiato, li avete visti e li vedete, insomma, li vedete se volete nel video, è veramente bellissima e molto 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 divertente. Poi da lì siamo scesi a Trento, ci siamo fermati a fare colazione in un locale dove tutti i biker della zona di Trento di solito si trovano a bere il caffè prima di partire con i loro gini, quindi è un ritrovo molto conosciuto, e da lì abbiamo percorso la Trento Bondone. Anche questa è una strada storica, utilizzata per gare di risalita, e la strada anche qui è veramente un budello, è incredibilmente tortuosa ma veramente molto molto bella e divertente, ha tantissimi tornanti, non è una strada particolarmente difficile, è molto larga ed era anche abbastanza pulita e molto divertente. Ha il difetto che, essendo così conosciuta e accessibile, spesso si trova molto molto traffico di passaggio da macchine sportive, no, a motociclisti, c'è veramente moltissimo traffico, però è molto 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 bella anche quella. E poi da lì, intanto sul Bondone abbiamo trovato la neve, molto bello, bellissimo panorama, si vede anche con il drone, anche lì ha delle viste, diciamo, degli scorci di paesaggio mozzafiato su tutta la valle di Trento, veramente bellissimo. Da lì siamo scesi percorrendo l'altro lato, diciamo, del Monte Bondone per arrivare fino sul lago di Garda. Da lì poi abbiamo preso la Gardesana occidentale, quindi la strada che percorre il lato ovest del lago di Garda, quindi il lato bresciano. Lo abbiamo percorso tutto fino in fondo, fino nella parte finale, e anche questa è una strada incredibile. È ovvio che durante il weekend è sempre molto trafficata, è piena di turisti e quindi non è così semplice. Certo non è una strada in cui andare a fare delle sparate se si vuole tenere calde le gomme, se ci si vuole divertire, però ha dei panorami veramente, veramente pazzeschi. Anche questa è un'esperienza estremamente bella da fare in moto, magari anche da fare in due, perché i panorami sono veramente incredibili. Certo, ripeto, il traffico non aiuta, ma è veramente molto bello.
Devo dire che dal punto di vista dei panorami, per me e dei paesi, il lato orientale, sarà che sono anche di parte, appunto sono nato a Verona, è più bello. I paesi che ci sono, che si affacciano sul lago, sul lato orientale, secondo me sono più caratteristici e più belli. Però dal punto di vista della strada e della sua percorribilità, in moto la strada occidentale è secondo me molto più bella, e quindi il mio percorso è veramente molto bello. Poi da lì, per tornare a casa, visto che mi ero fermato a circa 380-390 km ed era molto molto presto perché era il primissimo pomeriggio, ho deciso di fare un pezzo di statale, quindi mi pare da Desenzano, siamo tornati verso Verona, siamo arrivati a Soave siamo entrati nell'entroterra e da lì siamo andati praticamente fino a Requaro, risalendo in sostanza in montagna nella zona che si chiamano, mi pare, Monti Lessini, nella zona dei Lessini, e da lì poi abbiamo visto il tramonto in una bellissima terrazza in un paesino di cui non ricordo il nome, ma lo inserirò sicuramente qui nella descrizione e magari in sovraimpressione, perché è bello, molto molto bello, è stato una scoperta. E da lì, anche se la strada non era granché, siamo tornati verso abbiamo fatto Arsiero e poi da Arsiero siamo tornati verso Padova, sempre per le statali, fino poi mi pare che sono entrato in autostrada a Torre di Quarteggiolo o giù di lì. E sicuramente è stato un giro impegnativo, però devo dire che per me è normale percorrere dai 400 ai 500 km al giorno, non è così devastante. Poi col Ducati multistrada, rispetto ad altre moto che ho avuto, è estremamente più piacevole farlo perché non è stancante, la posizione di guida non è per niente caricata, si è seduti belli comodi, la seduta è spaziosa e quindi permette sicuramente di macinare molti chilometri. Non vedo l'ora di fare giri molto molto più lunghi. Mi è capitato in passato di fare anche 1000 km in un giorno, anche di più in realtà, quindi direi che 500 km giù di lì non sono una quantità folle. È ovvio che partendo molto presto come faccio io si arriva anche molto molto presto, infatti mi pare di essere arrivato a casa alle 5 o giù di là, 5 e mezza. È un giro che sicuramente rifarò. Sono passi che spesso introduco e inserisco all'interno dei miei giri proprio perché mi piacciono moltissimo, Fricke e Vezzena in particolare per me sono veramente un must, diciamo così, mi piacciono veramente tantissimo e cerco di farli più che posso. Vi lascerò in descrizione la mappa del percorso e vi invito a vedere la playlist di cui vi lascio qua in alto o qua in alto la scheda completa, comprenderà anche questo video. Quindi io vi invito a vederla e lasciarmi ovviamente dei commenti, lasciare dei like e ovvio come sempre iscrivervi al canale, attivare la campanellina perché questo mi aiuta a portarvi sempre nuovi contenuti più interessanti. Per ora direi che è tutto, io vi lascio poi al resto dei video e vi auguro una buona settimana. Ciao!